ex caserma di Pratosardo Nuoro. Torretta di controllo. Vediamo una parte oggi. Se riusciamo, perché c'è una rete. Non vorrei violare il territorio. Vieni a te. È tutto crollato. Ah, qui c'è la rete. Qui dentro è tutto crollato. Non si può entrare. È tutta zona privata. Non osiamo oltre perché è zona militare e fanno le esercitazioni. Qui è tutto crollato. Benissimo.
No, vedi, c'è la rete, tutto fango. Mi va tutto intorno. Vabbè, qui è da venire con calma a dare un'occhiata perché è pieno di padiglioni. Anche lì in fondo, eccetera. Veniamo con calma. Una giornata più calda si può venire a vedere. Sì. Anche da fuori perché c'è la rete, ma comunque si può dare un'occhiata per avere un'idea di com'era, no? Vediamo perché Augusto mi aspetta in macchina. C'ho le scarpe piene di fango. Tenina, vieni. Sì, poi le varie camerate, i vari padiglioni sono tutti infossati, proprio proteggendo in qualche modo le finestre dalla visuale. Sì, quindi una passeggiata qui per i campi dall'esterno, senza... vedi il tetto come è crollato. Una passeggiata per i campi dall'esterno senza dare fastidio a nessuno, in qualche modo la recinzione qui intorno è scesa, quindi non si oltrepassa la recinzione della caserma, quindi tranquillamente si può fare una passeggiata in una giornata anche più favorevole climaticamente parlando. Sì, ci sono questi asserta di canaloni di difesa, quindi si può controllare tutto, è enorme questo posto. Ok, anche perché, ripeto, la recinzione, come vi ho fatto vedere, non c'è, in qualche modo, proprio non c'è, quindi si può tranquillamente entrare. Torrione di guardia, torretta di guardia. Sì. Bene, alla prossima.